2024, anche se è stato forse difficile per noi, per qualcuno in modo particolare, comunque possiamo affermare che il Signore è stato con noi. Alleluia, siamo arrivati fin qui, non per le nostre forze, non con le nostre forze, siamo arrivati fin qui per la grazia sua, per la sua forza. Amen. Volevo condividere con voi pochi versi della parola per consolare il nostro cuore ancora, tramite appunto la parola del Signore. Nel libro dei Numeri, capitolo 6, dal verso 22 al verso 27, alleluia. Numeri, libro dei Numeri, capitolo 6, dal verso 22 fino al verso 27. Capitolo 6 dei Numeri, versetto 22. Libro dei Numeri, capitolo 6, versetto 22 al verso 27. Pochissimi versi. Sono 6 versi. Leggiamo così. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ad Aronne e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: l'Eterno ti benedica e ti protegga, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio, l'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, che questa sera ci parla di benedizione. Gloria a Dio. È tempo di auguri, vero? Nel mondo, quando incontriamo qualcuno, auguri. Ma di cosa? Buon Natale. Io dico buone feste, buon riposo. Il nostro Natale è la nascita di Gesù nella nostra vita. Gloria a Dio. Da quando abbiamo incontrato Gesù è sempre Natale. Gloria a Dio. Amen. Sempre festa nel nostro cuore. Ma c'è un qualcosa di particolare che voglio che questa sera possiamo mettere nel nostro cuore. Dio desidera benedire il suo popolo. Amen. E mentre dà queste disposizioni Dio al popolo, parlando a Mosè, legge relativa al nazireato, a come offrire sacrifici e così via, a un certo punto leggiamo così che Dio dice a Mosè: parla a tuo fratello Aronne e ai suoi figli, che erano i sacerdoti, no? Coloro i quali dovevano presentare le offerte a Dio per il popolo. E dice: voi dovete benedire in questo modo Israele. Dio desidera che ognuno di noi venga benedetto, che insieme possiamo dire: siamo benedetti. Io voglio dire: sii benedetta, sorella mia cara, fratello mio caro, sii benedetto dal Signore grandemente. Ecco, dato che ci amiamo, cosa possiamo desiderare alle persone che amiamo? La benedizione di Dio è tutto. E quindi vogliamo dire che Dio ci benedica. E dice: direte così: l'Eterno ti benedica e ti protegga. Gloria al Signore, vogliamo dircelo, no? Con affetto, con amore fraterno. Dio ci benedica e ci protegga. La benedizione del Signore è tutto. Nulla vale in questo mondo, perché tutto dobbiamo lasciare. Però la benedizione di Dio è qualcosa che ci portiamo dentro, vero? Ci sentiamo benedetti nell'afflizione.
È vero? Benedetti e non maledetti, benedetti. Amen. Nonostante le difficoltà noi siamo benedetti dal Signore, cioè Dio ha sempre una parola buona per noi, per sollevarci, per consolarci, per rialzarci. Alleluia, la protezione di Dio è per noi, Dio ti protegga. Come dire, l'invincibile, l'onnipotente, è Lui che ci protegge. Amen. Quindi vogliamo stare al sicuro e sentirci al sicuro. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te. Amen. Che bello questo augurio. Dio faccia risplendere il suo volto su di te. Sai cosa vuol dire? E gli altri in me possono vedere il volto del Signore. Oh, siamo indegni, però con un nostro agire, con una parola che viene dal Signore nel nostro cuore, possiamo far vedere agli altri che Dio è vicino. Amen. Che bello, gloria al Signore. L'Eterno ti benedica, ti protegga, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, cioè ti sia favorevole, sia pronto. E il Signore non possa trovare impedimento per intervenire nella tua vita, ma concedi al Signore libertà d'azione. Agisci, Signore. Fai tu, gloria a Dio, alleluia. Sì, se il Signore è propizio, se il Signore è con noi, nessuno potrà essere contro di noi. Alleluia. E poi ancora, l'Eterno volga verso te il suo volto. Prima dice gli altri possono vedere in te il volto del Signore. Adesso dice che il Signore volga verso te, anche verso di te, il suo volto. Alleluia, sì Signore, guardaci. Alleluia, guardami Signore, sono qui. Quando il Signore non può guardarci, sapete perché non può guardarci il Signore? Perché c'è il peccato. Ma quando può guardarci vuol dire che siamo stati puliti. E siamo diventati santi come a Lui piace. Per questo, questa affermazione, questo augurio è così bello, importante, che l'Eterno volga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Qualcosa che non si può comprare con i soldi, la pace. Qualcosa che non si può acquisire andando in farmacia e comprando un medicinale. La pace. Qualcosa che non puoi avere andando da un professionista, raccontandogli le cose che hai dentro, ti ascolta, lo paghi, ma non hai pace ugualmente. Perché la pace viene dal Signore. Amen. Lui è il principe della pace. Alleluia. E questa pace è gratuita. Amen. È gratis. Amen. Non dobbiamo pagare nulla perché Egli stesso ha pagato per noi. Amen. Alleluia. Alleluia. Così, in questo modo, quando voi benedirete così i figli di Israele, così, in questo modo metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Amen. Alleluia, vedete, parlando del Signore, augurando un rapporto con Dio, mettendo al primo posto sempre Dio e dicendo sempre e continuamente, a dircelo a noi e dirlo anche agli altri, il Signore ti protegge, il Signore ti sia d'aiuto, il Signore, mettendolo sempre al primo posto. Amen. Alleluia. Alleluia, in questo modo il Signore sarà sempre presente nel cuore dei figli suoi. Alleluia. E questo è il desiderio di Dio. Io li benedirò. Dio vuole benedire il suo popolo, la sua Chiesa, i suoi figli. Alleluia. Alleluia. Io a volte ho sentito dire qualcuno
in preda alla disperazione, alle difficoltà, come sono disgraziata. No, non lo dire mai. Sei benedetto dal Signore. Tu sei nella grazia di Dio. Non perché le cose ti vanno male, non guardare a queste cose, ma chiedi al Signore che ti dia una nuova visione. E guarda la vita come al buon combattimento della fede. La nostra fede viene combattuta. Se siamo provati, siamo anche benedetti dal Signore. Gloria a Dio. La prova passerà. Amen. Il nostro compito è rimanere fedeli al Signore, fedeli e aspettare le promesse di Dio. Alleluia. Che bello queste parole. Voi benedirete così i figli di Israele. Noi siamo chiamati a benedire. Amen? E questa sera vogliamo dire, Signore, benedici la tua Chiesa, benedici il tuo popolo, Signore, benedici i tuoi figli, alleluia, la tua benedizione sia su ognuno di noi, alleluia, ci proteggi, Signore, fai risplendere il tuo volto su ognuno di noi, che tu possa essere propizio, ad ogni tuo figlio, ad ogni tua figlia, che tu, Eterno, possa volgere su di me, sulle mie sorelle, sui miei fratelli, il tuo volto. E ancora, per concludere, Signore, donaci la pace. Dona pace, Signore, in questo mondo di inquietudine, di guerra, di disordine, di odio, di combattimenti e di ogni cosa brutta che possa esistere. Signore, donaci la tua pace. Alleluia, gloria al Signore, così saremo un popolo benedetto, un popolo privilegiato, saremo delle persone che nonostante le difficoltà e i combattimenti della vita avremo sempre un sorriso da donare agli altri. E seppure combattuti e seppure nelle prove noi potremo incoraggiare gli altri. Gloria a Dio. Coraggio, fratello, vai avanti. Lo dico a te, ma lo dico anche a me. Andiamo avanti nel Signore. Dio ci benedica. Amen. Alleluia. Ancora alla fine di questo 2024, Dio ci benedica. E ancora nel 2025 vogliamo dire, Signore, benedicici nel 2025. Aspettiamo nel 2025 cose grandi, meravigliose. Forse il ritorno di Gesù, non lo sappiamo. Alleluia, ma noi vogliamo affidarci all'amore di Dio, alla sua benevolenza verso di noi, alle sue attenzioni verso ognuno di noi, nonostante i nostri difetti, nonostante i dispiaceri che possiamo procurargli, perché io non mi sento perfetto, non siamo perfetti nessuno. E quindi in qualche modo a volte procuriamo un dispiacere al Signore, vero? Ma nonostante questo, Dio ci assicura sempre il suo amore. Lui continua ad amarci. E grazie a Dio che ci educa anche attraverso la sua parola, vero? A cambiare, ad essere figli ubbidienti, a concepire veramente l'ubbidienza come la cosa migliore che possiamo offrire a Dio, l'ubbidienza. Perché Gesù è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Per questo Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua confessi che Gesù è il Cristo, alla gloria di Dio. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo benedirci, benedire la Chiesa del Signore, chiedere al Signore benedizione. Amen. Perché Egli è il Dio che benedice. E se Dio benedice, potranno accadere tutte le tempeste, tutte le difficoltà, ma noi siamo nella benedizione di Dio. Siamo nelle mani di Dio e nessuno ci rapirà dalle sue mani. Con questo pensiero, con questo sentimento in cuore, vogliamo rivolgerci adesso alla presenza del Signore e ringraziarlo insieme, chiedendo a Lui la sua
benedizione. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.